Allora, oggi sono assolutamente onorato di essere stato invitato a questo evento di donne e di scienza. Perché? Perché la mia vita, il mio percorso professionale è stato segnato da diverse donne. A cominciare, parlerò di 3 generazioni, parlerò di mia mamma, che mi ha in qualche modo inculcato quello spirito di curiosità e anche il fatto di affrontare nuove sfide. Parlerò di mia moglie e di mia sorella, che in qualche modo hanno fatto sì che il mio percorso scientifico potesse poi avverarsi qui a Napoli. E poi parlerò infine di mia figlia. Perché? Perché con mia grossa sorpresa pare che voglia seguire un pochettino le mie orme. Lei sta completando una laurea magistrale in ingegneria biomedica ed è molto affascinata alle tematiche della salute e alle tecnologie per la salute. In tutto questo, il fatto di condividere questo spazio con illustre donne di scienza è un qualche cosa che mi scalda il cuore e che avviene nella mia Napoli, una Napoli che io ho sempre vissuto in maniera viscerale. Per me l'ingegnere, la mia personalità di essere molto razionale, molto pragmatico, è in qualche modo la parte maschile del mio carattere, mentre invece Napoli rappresenta tutta la passione, il cuore e la sensibilità. Per me Napoli è donna.